Però voglio lasciare la parola al capogruppo del Partito Democratico che ha chiesto di poter fare un ricordo di Andrea. Prego. Grazie Presidente, grazie per le parole a nome di tutto il gruppo e devo dire che mai avrei pensato di intervenire una seconda volta in quest'Aula nell'arco di 2 anni e mezzo per ricordare un collaboratore del gruppo, perché oggi ricordiamo Andrea Simone Le Russi, ma nei nostri cuori c'è ancora anche Massimiliano Zacchigna e devo dire che per me è un compito durissimo come lo è per ognuno dei componenti del gruppo del Partito Democratico. Lo devo fare io perché rivesto questo ruolo, ma avrebbe potuto farlo tranquillamente chiunque e soprattutto Maria Grazia Santoro. Maria Grazia che ha camminato per 7 anni e mezzo nei suoi ruoli pubblici assieme ad Andrea, che ne ha condiviso dal mattino alla tarda notte le responsabilità, i dubbi, le gioie, la difficoltà dell'amministrare e la difficoltà dell'opposizione. Andrea era un ragazzo, è un ragazzo straordinario e commemorarlo in quest'Aula, e quando si dice straordinario tante volte lo si dice così, tanto perché uno è morto e quando uno è morto tutti va bene qualunque cosa, si parla solo bene, no? Ma Andrea lo è davvero. E Presidente, colleghi, Presidente mi creda, il fatto che lei l'abbia ricordato per primo e che adesso anche il gruppo lo ricordi in quest'Aula è molto significativo, perché Andrea questo luogo lo ha sempre amato e rispettato perché è il luogo simbolico della vita democratica e lei che l'ha, come altri colleghi, l'ha potuto anche voi camminare per qualche tempo assieme in altri ruoli, sapete quanto Andrea aveva a cuore la parte della democrazia partecipata, del riuscire ad avere il confronto con tutti coloro che hanno a cuore il bene comune, il bene delle proprie comunità, che è un percorso molto complicato, molto faticoso. Ne avevamo parlato moltissime volte con Andrea di questo, anche ultimamente. La fatica del confronto in tempi difficili è qualcosa che va davvero sottolineata se il confronto c'è davvero. Andrea aveva una professionalità, un garbo, un'attenzione nei confronti dell'approccio con gli altri e con la materia che in qualche modo di cui era cultore, che era appunto la politica con la P maiuscola. Se voi ricordate tutti, non c'è mai stata una parola fuori posto da parte sua, non un'alzata di voce, anzi sempre una risposta ad ogni quesito che arrivava. Ecco, la sua passione politica, il suo agire erano figli come dire, del non essere figlio della superficialità di questi tempi. Era qualcosa di antico, un approccio politico importante, serio. Ed è per questo che rimaniamo orfani di una speranza, perché Andrea per noi era anche una speranza come partito, come gruppo, come persone che vedevano in lui un futuro, gente come me che finisce e giovani che entrano. Penso che sia così in ogni gruppo politico, in ogni comunità che cerca di tramandare i valori attraverso i giovani che si impegnano. Ecco, per noi Andrea era anche questo, non era un collaboratore e basta, ovviamente, era qualcosa di molto più significativo. E allora io penso che tutti noi, il nostro gruppo ma anche gli altri, dobbiamo ad Andrea e a tanti altri giovani che se ne sono andati prima proprio l'impegno di poter, non in facciata, ma con una grande invece onestà intellettuale e morale, dobbiamo aiutare questi giovani a diventare davvero il nostro futuro.
Da ultimo, questo lo dico da papà, da nonno, ma da papà di due ragazzi che hanno l'età di Andrea. Questa è la cosa che più mi colpisce nel dramma complessivo. Il mio pensiero va ad Andrea da un lato, ma va ai suoi genitori. I suoi genitori che sono coloro che porteranno il peso di questa grande perdita, e a tutti coloro che amava. Grazie della partecipazione a tutti quanti e che sia lieve la terra ad Andrea.